Una passione nata negli anni '80, quando era ancora bambino. Prima come atleta, poi come maestro di arti marziali. Lui è Davide Beggiato. Nella palestra della scuola Giovanni Bonetto insegna il Touch Su. Noi siamo della scuola Ciu Quanchidao Italia, il nostro club è il club Taxu di Albignasego, siamo presenti da 5 anni, abbiamo 2 turni, un turno bimbi e un turno adulti. L'allenamento di Touch Su non è solo tecnica di combattimento. Siamo sicuri che uno che pratica arte marziale, soprattutto a livello dei bambini, c'è molto rispetto. Anzi, dai bambini pretendo molto rispetto perché quando si è in palestra si deve salutare il tatami quando si entra, si devono salutare e rispettare i propri compagni, non gli si deve mai mancare di rispetto, soprattutto compagni che magari hanno delle difficoltà fisiche e cui non riescono a superare come possono fare altri, si tende molto a cercare di unire questi ragazzi in modo che si sostengano l'un l'altro. Posso dire che comprende un allenamento completo che va bene sia dai bambini a persone di veneranda età, perché si fa articolazioni delle gambe, delle braccia, della schiena, addominali, piegamenti, quindi si riesce a sviluppare una forma fisica diciamo abbastanza completa, sia a livello dei bambini e sia a livello adulto. In questi anni la scuola di Touch Su di Albignasego ha raggiunto ottimi risultati. Io pratico Kung Fu da 4 anni e nelle ultime gare che ho fatto ho ottenuto dei bellissimi risultati. Nell'ultima gara che ho fatto sono arrivata prima in tecnica e prima in combattimento. Mi appassiona perché fa lavorare molto la mente e il corpo insieme. Ho avuto un primo posto in combattimento l'anno scorso e quest'anno invece un terzo posto in gara tecnica che mi ha dato molta soddisfazione. A domenica ragazzi.